Autostart che inizia a mettersi in movimento per la seconda corsa, un confronto di buon livello per i cavalli di 4 anni, con vincitori di 24.000 euro in carriera. Ethan nettissimo favorito, un quinto la quota in chiusura. All'1 Ethan Simone Levakovic, 2 Eva Kant FVP dell'Annunziata, 3 Esedra Cub Carmine Piscuoglio, 4 Einstein Grad Roberto Vecchione, 5 Ernesto Spritz Andrea Farolfi. Un quinto per Ethan, 4,50 Einstein Grad, 12 Ernesto Spritz, 16 Esedra Cub, 41 Eva Kant F, queste le quote in chiusura. L'autostart che prende velocità si prepara al lancio, parte piano Einstein Grad. Esedra Cub mette in difficoltà e passa nei confronti di Ethan, al largo Ernesto Spritz. Esedra Cub che imbocca la prima curva al comando respingendo Ernesto che si apre di galoppo. Rimane in seconda posizione Ethan che credo tra un po' andrà a chiedere strada ad Esedra Cub. Squalificato. 14,4 il lancio e così è. Ethan chiede e ottiene strada da Esedra Cub, passa a condurre. Terza posizione per Eva Kant F che precede Einstein Grad. 29,4 per i primi 400 metri di corsa, con l'allievo di Simone Levakovic che ha preso la testa e ora può amministrare il ritmo a proprio piacimento. Nessuno muove all'esterno. Einstein Grad si sta ricongiungendo ora con Eva Kant F e quindi Ethan può continuare ad andare a ritmo di comodo. Ne vengono fuori 45 appena scarsi i primi 600 metri di corsa e 59,7 per i primi 800. Non cambia nulla con il figlio di Nadal Shiba ed Immagine Lunare che prosegue all'avanguardia, seguito sempre da Esedra Cub, poi Eva Kant F, quindi Einstein Grad che muove all'esterno. Quando siamo al primo chilometro, che se n'è andato in 1,15,1, Ethan in vantaggio, Esedra Cub nella sua scia, Einstein Grad che prova a recuperare scavalcando Eva Kant F, 14,6 per la retta opposta alle tribune. Ethan che ora fa andare le gambe, guadagna 1,5 ad Esedra Cub che prova a tenersi a contatto, poi Einstein Grad, quindi Eva Kant F all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Ethan che ha guadagnato margine nei confronti di Esedra Cub, poi Einstein Grad. Ethan nel finale in totale controllo, non esce mai dal trottone di salute, vince netto Ethan nei confronti di Esedra Cub. Al terzo posto Einstein Grad, 28,9 a chiudere, 1,13,9 ragguaglio cronometrico, non gira mai la frusta Simone Levakovic, vince al minimo dei giri Andrea Bavaresi al training, i colori della signora Benedetta Baroni, a vittoria in bello stile del figlio di Nadal Sheba che continua a mietere vittorie, anche questa volta in maniera netta e in bello stile, Ethan e Simone Levakovic.